I consumatori si lamentano giustamente e ci sottopongono all'attenzione un'operazione in atto di vero e proprio sciacallaggio, con l'aumento esponenziale dei prezzi di molti generi alimentari e in particolare di ortaggi, frutta e verdura. È qui che si tocca con mano una speculazione fortissima nel prezzo di vendita al dettaglio, rincari che vanno quando va bene al 50%, ma in massima parte anche del 100%. Per fare un esempio, le arance da 1,30 euro circa adesso vengono vendute a 2,50 euro. Vi è più l'aggravante che, a parte qualche prodotto del quale viene mostrato il cartellino che guarda caso mantiene il prezzo, la maggioranza di ortaggi, frutta e verdura vengono esposti senza prezzo di vendita. Un fatto che viola la corretta osservanza della normativa di legge, per la quale, sottolineiamo, il commerciante va incontro a sanzioni. Ciò premesso, abbiamo anche chiesto del perché di questo aumento. Ci hanno risposto che il prezzo d'acquisto alla fonte è lievitato e pertanto i commercianti devono adeguarsi. A questo punto diventa necessario fare chiarezza. Chiediamo per questo al Corpo Forestale, che è delegato ad effettuare i controlli, di attivarsi per capire chi rincara cosa, chi specula sulla pelle dei consumatori, chi non si rende conto che si stanno operando raccolte con carrelli solidari per i più poveri, chi si presta ad una operazione di saccheggio delle tasche dei già vessati cittadini.